Ma io questa squadra non l'ho mai persa, ho sempre avuto questa squadra nelle difficoltà, abbiamo sempre reagito. Io credo che la cosa più bella oggi e più importante, soprattutto per me, per l'allenatore, è fare una prestazione del genere nel momento più difficile dell'anno. Non hai vinto con occasione, con delle situazioni a tuo vantaggio, hai fatto una grande prestazione, ripeto, nel momento più difficile, soprattutto dal punto di vista mentale. Quindi questa è la dimostrazione di una squadra che è determinata, una squadra che ha voglia, una squadra che al di là dei risultati non si fa condizionare. Questa è la cosa molto più bella e più importante per me della gara di oggi. Poi di fronte c'era una squadra forte, perché poi il risultato finale, anche chi non ha visto la partita può condizionare un po' tutti, soprattutto chi non ha visto la gara. Però di fronte c'era una signora squadra, noi siamo stati bravi, i ragazzi sono stati bravi a non concedere nulla, non far mai entrare in partita la regina. Questa è stata la bravura da parte dei ragazzi. Al di là dei risultati, questa è la squadra che voglio vedere, questa è la squadra battagliera, la squadra che lotta su ogni palla. Poi i risultati possono venire bene. Io a fine partita col Pisa ho detto ai ragazzi che questa è la strada giusta, giocando così ne vincerai tante di partite, giocando come qualche altra partita farai più fatica, quindi bisogna continuare a lavorare a testa bassa. Ripeto, non abbiamo fatto niente, bisogna solo godersi qualche ora. Io personalmente mi godo qualche ora, perché ogni tanto poi nei momenti difficili della mia carriera cerco sempre l'amuleto, faccio partire mia mamma da giù per farla stare qui con me un po'. È stato pure questa... Sì, per forza. In questo momento ho detto abbiamo bisogno di sostegno, io ho bisogno di sostegno, quindi sappiamo che dopo 3 sconfitte magari l'allenatore è sempre quello messo sul pericolo, quindi è normale che poi alla fine i giocatori poi, al di là dal punto di vista lavorativo, c'è l'affetto verso le persone. Io credo, di questo sono convinto, di aver creato insieme ai ragazzi, instaurato soprattutto un bellissimo rapporto, la dimostrazione con l'abbraccio nei confronti da parte di Letizia, mi fa enormemente piacere, perché sono, oltre Letizia ma tutta la squadra, una stima verso tutti i calciatori. È normale che quando un calciatore non gioca non è mai contento di questo. Mi dispiace, purtroppo l'allenatore è un ruolo particolare, deve fare delle scelte, e quando fa delle scelte purtroppo c'è sempre qualcuno che non è contento, però dal punto di vista umano ho un rispetto dalla parte dei ragazzi, da parte di tutti, e rispetto tutti i ragazzi.